Bentornati sul nostro canale, quello dell'azienda agricola Venciu. Oggi abbiamo finito dei lavori in vigna, abbiamo sistemato alcune cose che dovevamo fare e ci dedichiamo ad alcune operazioni che dobbiamo fare qua nei kiwi. Ecco, quello che dobbiamo andare a fare oggi è una schiaritura dei kiwi, per cui della frutta che ci troviamo davanti, delle piante che hanno prodotto, cosa andiamo a fare? Andiamo a tirare via quei kiwi che intuiamo non diventeranno della grandezza poi commerciabile a novembre. Noi questa non è la nostra principale attività, però cerchiamo anche di dedicargli il tempo giusto in modo tale poi da avere un prodotto che sia di qualità e che sia appunto commerciabile. Ecco, come vedete ormai si vedono già un po' i kiwi, quelli più sviluppati, la frutta che invece magari è rimasta un po' più piccola, e in questo momento anche andiamo a tirare via i kiwi che hanno dei difetti proprio tecnici, che non verranno mai commercializzati proprio perché non hanno una forma diciamo che è compatibile con la commercializzazione. Quindi quello che facciamo oggi è quello di andare a staccare, di fatto a scartare kiwi come questo che non hanno la forma canonica del kiwi, come per esempio può essere uno di questi qui. Quindi questi sono perfetti per poi la futura commercializzazione. In questo caso questo kiwi ovviamente non andrà mai a svilupparsi in modo perfetto, perché appunto è piatto. Anche in questo caso ne abbiamo altri e quindi questi vanno scartati. Ecco, anche qua vedete si vanno sempre a valutare tutte le situazioni che ci si trova di fronte. Qui abbiamo per esempio in questo caso un picciolo che ha sviluppato 3 kiwi uniti, e anche in questo caso la situazione non è perfetta, perché quando anche in un futuro andremo a staccarne uno si creerà troppo diciamo una rottura qua all'inizio dell'attaccamento, e quindi poi la conservabilità del kiwi e poi dell'intero cassone avrebbe dei problemi, per cui verrebbero poi scartati e creerebbero problemi a tutto il beans, e quindi non proprio una situazione perfetta. Ecco, poi anche qua potete vedere ce n'è uno estremamente piccolo e andiamo questo sicuramente a tirarlo via, perché se in questo momento che siamo in estate non si è ancora sviluppato abbastanza, sicuramente non si svilupperà da arrivare al minimo sindacale per poi essere passato al momento della commercializzazione, e soprattutto mi crea poi il fatto che la pianta mi va a spingere su tutta la frutta che ha prodotto, e anche in questo caso verso qualcosa che è inutile, per cui andremo in questo modo a scaricare una parte di frutta in modo tale che l'energia della pianta si concentri sulla frutta che poi ha più possibilità di essere poi apprezzata e valorizzata. Ecco, vedete, questi sono già dei kiwi che sarebbero già a misura staccabili, perché veramente in raccolta questi andrebbero benissimo. Ci sono altri mesi di attesa. Ovviamente tutto questo lavoro è un lavoro che non si può mai meccanizzare, quindi è totalmente a mano, quindi ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza e anche un po' di esperienza, l'occhio giusto, perché va fatto in modo veloce però allo stesso tempo in modo curato, per cui si passa pianta a pianta e già si lavora con le mani in modo veloce, in modo tale da farlo nel minor tempo possibile, però allo stesso tempo va fatto molto bene, perché una selezione precisa in questo momento consente appunto alla pianta poi di sviluppare al massimo l'energia, di indirizzare l'energia verso appunto quella produzione che poi va valorizzata. Per esempio la situazione che è tipica che si viene a creare quando si fa questo lavoro, o la situazione che ci si trova davanti, è questa, quindi quella di avere dei grappoli di kiwi praticamente, quindi tanti kiwi vicini, e vedete in questo modo si vanno a tirar via quelli più piccoli, e magari dei 3 se ne tiene quello più bello, in modo tale da avere più spinta poi verso la parte appunto che potrà dare dei frutti più corretti. Quindi vedete in questo caso noi abbiamo tirato via questi 3 kiwi che poi non serviranno, perché appunto non arriveranno mai alla misura giusta. Ecco, in questo caso ci imbattiamo in una pianta che non ha prodotto nulla, ma non perché ha avuto dei problemi, ma perché non produrrà mai la frutta, perché in questo caso è un maschio, nel senso che i kiwi rispetto alle vigne hanno questa grande differenza, che le piante femmine sono quelle che poi andranno a fare i fiori femminili e andranno poi appunto a produrre il
il kiwi, quindi il frutto, e andremo poi a raccogliere, e in questo momento ci occupiamo della loro schiaritura. In questo caso il maschio non produce kiwi, quindi a cosa serve? Serve a impollinare attraverso il polline dei suoi fiori in primavera i fiori dei kiwi femmina, e attraverso questa impollinazione si ha poi la produzione dei kiwi, dello sviluppo poi appunto dei kiwi. Questo è un impianto che ha più o meno una ventina di anni, qualcosa in più, e 10 anni fa abbiamo avuto da 10 anni a questa parte abbiamo avuto dei problemi, nel senso che chi ha avuto kiwi lo sa benissimo, ci sono problemi di asfissia radicale, di anche batteriosi, quindi attacchi ai kiwi, alle piante, e molti stanno abbandonando questa coltivazione, questa coltura, perché non è più molta redditizia, perché in un ettaro si rischiava veramente di avere delle perdite enormi, morivano tante piante, e muoiono tuttora tante piante, e quindi non rende più economico questo settore. Noi abbiamo avuto la sensazione che negli ultimi 2-3 anni queste problematiche, almeno nella nostra zona, qua nella nostra azienda, ecco, possiamo parlare della nostra azienda, questa situazione si sta un attimo calmando, quindi questi problemi si stanno un attimo attenuando, se non altro apparentemente, per cui adesso vedremo. E purtroppo è anche difficile fare previsioni, e come ogni cosa nel settore agricolo è anche difficile fare previsioni appunto a lungo termine, perché si va un po' purtroppo di anno in anno, e diciamo che un paio di anni che almeno vediamo ripartire alcune piante, come in questo caso, alcune piante che erano sicuramente compromesse o parzialmente compromesse sono ripartite, abbiamo ritirato su alcuni polloni, e da lì si sono sviluppate le piante. Adesso siamo in produzione da ormai qualche anno, per cui cerchiamo un po' di tamponare la situazione. Un'altra soluzione che abbiamo adesso adottato dall'anno scorso per andare a tamponare un po' quei buchi che si erano creati con la moria che c'è stata fino a qualche anno fa, siamo andati a sostituire appunto alcuni ceppi morti con delle nuove piantine, e speriamo che possano partire in modo corretto, poi svilupparsi e essere longeve nel tempo. Finora non avevamo mai fatto rimesse nei kiwi, proprio perché non avevamo grandi speranze, perché vedevamo ogni anno a crescere questa situazione di malattia, di asfissia e anche di batteriosi, e appunto negli ultimi 2 anni ci interrogavamo, visto che vedevamo invece appunto una controtendenza, e ci dava un po' più di speranza la situazione. L'anno scorso ci siamo impegnati in questo senso, siamo andati a fare una 50ina di sostituzioni, e vediamo se nei prossimi anni saranno ancora vive oppure meno, insomma. Quindi anche qua un piccolo esperimento che proviamo a fare, e nella speranza appunto di tenere comunque in produzione questo impianto. Prima di andare a scegliere il vivaio abbiamo valutato alcune situazioni, alcuni studi che si erano fatti qua in zona, e con diversi vivai, e alla fine abbiamo scelto quello che ci dava, almeno apparentemente o in teoria, più possibilità o più garanzie di riuscita nel nostro progetto. Diciamo che questa è una sfida che ci siamo un po' messi in mente di fare, e speriamo di vincerla, e quindi speriamo che nei prossimi anni queste piante che abbiamo piantato riescano innanzitutto a mantenersi vive, e poi a iniziare a produrre la quantità di kiwi, che chiaramente all'inizio sarà molto piccola, e poi pian pianino negli anni speriamo che si incrementi. Noi per dare l'acqua ai kiwi abbiamo un impianto di irrigazione un po' particolare, abbiamo un tubo di mandata, e poi ogni 2 piante più o meno abbiamo un sistema girandola, quindi con un irrigatore che girando distribuisce in modo circolare il getto di acqua. Diciamo che il kiwi non ha bisogno di ondate di acqua, ma piuttosto è meglio dargli l'acqua più spesso ma poca, perché deve drenare bene l'umidità che si crea nel terreno, altrimenti appunto le radici si inchiodano. Questo è il problema dell'asfissia radicale, per cui nelle zone dove facevano irrigazione a scorrimento i kiwi non l'hanno più allevato, perché negli ultimi anni proprio si è visto dove, quando si andava a inondare il campo, poi non riusciva più a respirare l'apparato radicale.
invece appunto nelle zone dove si adottava dei sistemi di irrigazione un po' più di precisione qualcosa si è riuscito a salvare. Nel nostro caso non abbiamo mai cambiato più di tanto il nostro sistema di impianto, diciamo avevamo degli getti sopra la chioma in alcune zone, in altre avevamo ancora questo sistema. Non abbiamo visto grandissime differenze, però appunto in questo momento noi stiamo adottando questo sistema e ci troviamo bene, insomma, al momento. I grossi lavori che dobbiamo fare nell'impianto di kiwi noi ogni anno sono la potatura, ovviamente nel periodo invernale noi le facciamo in genere a gennaio, potatura e legatura dei tralci, e poi i lavori che ci sono da fare sono quelli di andare a fare la schiarifica, appunto schiaritura dei kiwi, quindi scaricare una parte di frutta, e poi la raccolta. Nella stagione primaverile estiva facciamo alcuni trattamenti a base di ferro dove appunto abbiamo dei problemi di clorosi ferrica, quindi a carenza di ferro, e poi si va a fare un po' di rame per andare a disinfettare le piante. Ecco, come potete vedere adesso abbiamo una buona situazione, però ecco, in questo caso sicuramente vedete ci sono delle carenze che portano a una foglia, dovrebbe essere così la foglia dei kiwi, bella scura, verde scuro, bella lucida. Questo è un sintomo di benessere del ramo. In questo caso invece vedete come il colore è più chiaro, più tendente al giallo, giallimenti, e in questo caso appunto sono carenze di ferro, e quindi noi cerchiamo di andare ad apportare del ferro fogliare in modo tale da supportare la pianta affinché possa poi sviluppare bene, soprattutto la frutta ovviamente, che è quella che ci interessa. Ecco, poi per gli altri lavori che si fanno nei kiwi è quello della trinciatura dell'erba. Adesso appunto la facciamo perché andiamo a fare questo lavoro di schiaritura dei kiwi, per cui per camminare più agevolmente andiamo a trinciare l'erba. Nel sottofila noi non usiamo né diserbi chimici né diserbi meccanici, non facciamo assolutamente niente. Eventualmente si potrebbe usare il decespugliatore prima della raccolta per agevolare le operazioni, però noi nei kiwi di fatto sono anni che non facciamo alcun tipo di intervento, anche perché non abbiamo necessità in quel senso di intervenire. La trinciatura dell'erba invece in questo caso è importante, perché appunto quando andiamo a fare questi tipi di operazioni, insomma, la lavorazione si fa in modo più tranquillo, insomma. Adesso vi facciamo vedere un po' le operazioni di trinciatura dell'erba, anche perché appunto l'erba è alta, poi ci sono anche le ortiche qua, per cui è meglio tagliarle prima di fare i lavori. E usiamo il nostro Landini, quello senza cabina, perché appunto qua in mezzo non si passa con un cabinato. La trincia è quella, la Berti, che abbiamo, e che abbiamo fatto vedere anche negli altri filmati in vigna, e vi facciamo vedere un po' come ci muoviamo all'interno di questo frutteto. Il nostro trincia che abbiamo lì della Berti è da 2 metri, il sesto d'impianto che abbiamo qui nei kiwi supera i 3 metri, per cui dobbiamo fare un doppio passaggio, quindi bisogna fare un'andata e un ritorno in modo tale dopo da avere tutta l'erba trinciata. Quindi adesso vedete che facciamo un paio di passaggi per avere il lavoro completo.
finché Geremia continua a tagliare l'erba, io vado avanti a fare la schiaritura, così ci buttiamo un po' avanti, dopo viene a darmi la mano appena finito. Noi questi giorni ci occupiamo di questo lavoro e quindi ci ha fatto piacere raccontarvelo. Speriamo che i contenuti vi siano piaciuti e ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo video e una nuova puntata. Grazie di essere stati con noi.